Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, siamo su NBA 2K14. Allora ragazzi, siamo alla 23esima partita, quindi l'ultima della serie, dalla 20esima alla 23esima. Siamo messi abbastanza bene, insomma dai, alla fine non va male, 13-9 come record. Vediamo un po' i voti All-Star in questo momento. Allora, Kobe Bryant a Ovest come guardia è messo abbastanza bene. Noi chiaramente non ci siamo neanche perché a Est le guardie Wade è il primo, ok, c'è il nostro Rose, meno male. Noi non ci siamo. Lunghi, a Est LeBron, a Ovest Durant, ok. Buono. Giocatore della settimana. Allora, gli ultimi, Carmelo Anthony e Blake Griffin. C'è sarà James, Wade, vabbè, sempre i soliti, insomma. John Wall, Durant, Westbrook, ok, tutto regolare. Giocatori del mese, James e Kevin Durant, quindi due tra veramente i due migliori forse in questo momento. Matricola del mese, Michael Carter Williams e Trey Burke. Sarebbe bello vincere almeno uno, speriamo. Ragazzi, siamo contro Orlando, andiamo, voglio prendere la 20esima vittoria. Ragazzi, contro Orlando dobbiamo assolutamente vincere, siamo 8-6 dopo 6 minuti del primo quarto. Purtroppo non posso gridare tantissimo no da solo, perché comunque è tardi anche oggi, purtroppo ogni tanto mi tocca registrare orari un po' balordi, però il Comandone parte alla grande con un bel contropiede. Grande Cume, e il Cume c'è. Ok, Rose è in campo, quindi andiamo di guardia. Non amo molto questo ruolo, però proviamoci. Eccola là, in difesa dopo non mi refo niente. Cagare. Ma perché bisogna difendere nella vita, cazzo? Vai Rose. Vai Gioacchino. No, sfondamento di Gioacchino. Non ci voleva, ragazzi. Siamo allo United Center di Chicago. Dobbiamo assolutamente conquistare la 20esima vittoria, ragazzi, perché Orlando, come abbiamo visto, ha uno score non incredibile. Vucevic, attenzione, dai che li possiamo tranquillamente battere. Vai Kume, e il Kume si invola. Che assist, madonna che inizio comendiano. Dai che ci sta l'inizio comendiano. Adesso lo dobbiamo fare anche con le nostre forze, dobbiamo salire di livello per diventare i migliori giocatori di basket della storia. Sarebbe bello conquistare il titolo proprio a Chicago dopo Jordan. Comandone. Vai Rose. Vai Rose, inventaci qualcosa. Comandone triplone. Niente da fare. Si è visto, ragazzi, anche se sono un po' migliorato i parametri, neanche di tanto, poi alla fine 3-4 punti massimo, è difficilissimo segnare da 3 se non hai il tempismo giusto. È così, ragazzi, purtroppo è così. Dai ragazzi, ci portiamo a casa la vittoria anche con Orlando. Facciamo una piccola miniserie di vittorie, perché voglio andare in playoff tranquillo. Bella fuori e si gode, godimento puro allo United Center, al Boozer. Beh ragazzi, Boozer. Vai Rose. Vai Derecone. Per Boozer, per Carlos. Grandissimo Carlos. Più 4 Chicago. Comunque Jordan ha detto che vuole venire a vedere una partita di Bulls e vedere se questo Comandone è veramente un gran giocatore. Dopo aver dominato in Italia con la Reyer vuole dominare anche nell'NBA, ma non è facile, nessun italiano ha realmente dominato finora. Il primo italiano a vincere l'MVP deve essere il Comandone. Punto e basta. Ecco, vuole con una difesa un po' più bella, però non era mio quell'uomo, quindi non è colpa mia. Vai ragazzi, Rose. Dai Rose, inventaci qualcosa.
Comendone prova la penetrazione. Cagata comendiana. Cagata comendiana purtroppo. Nelson. Rimessa Orlando. Oh, playmaker, manco mai finalmente. Cioè, allenatore, o mi metti playmaker o non mettermi, perché guardia non mi piace proprio. Oladipo, ragazzi, anche lui è una matricola, però un po' più forte del Comendone, leggerissimamente più forte. Turkoglu, bravo, Turkoglu è forte. Buon giocatore Turkoglu. Come perdere una palla. Tutorial su come perdere la palla. Dio Cristo. Voglio fare troppo, cazzo, non ho ancora le abilità. Palle rubate, i Magic sono tra i primi 5. Non me ne frega niente. Ci giochiamo facile, però come 19-14 Orlando, cazzo. Giochiamo facile, per favore, Comenda, dai. Nelson. Canestro, Dio santo. Male, ragazzi, molto molto male. Bravo. Bravo Comendone. Qua il Comendone fa un lavoro, ragazzi. Che lavoro veneziano. Che lavoro veneziano, ragazzi. Che lavoro. 2 su 4, un assist e una palla persa purtroppo. Questa mi sta abbastanza sui coglioni. Davis. Non fa, dai, per favore, non concediamo sto punto. Da fuori bombone, meno male. Vai Rose. Vai Rose. Vai Gioacchino. Vai Gioacchino. E Gioacchino c'è, ragazzi. Assist comendiano. Bravo Gioacchino. 21-18. I Bulls sono ripresi. Il Comendone è partito bene in questo secondo periodo. No, non fatelo scappare. Pessima stoppata e triplone dall'altra parte. Che palle però. Ma no, non ho chiamato la palla, ma va a cagare, Rose. Dai, ragioniamo. Come cazzo lo... No, però porca di quella puttana vacca, Nelson di merda. Ecco, fallo sul nervosisco, solita cagate. Siamo in vantaggio però adesso, dai. Perdo troppe palle. Purtroppo questa maniera di fare i numeri, provare a fare qualcosa per stupire il mondo, in realtà faccio solo peggio. Se gioco semplice invece vado a canestro. Maxiel. Oladipo. No, ti prego. Ma entro io e sti qua si svegliano. Che a puttana ha detto Mario. Ecco, chiamata sbagliata perché ho premuto per sbaglio X. C'è il tasto. Riesco a trovare un Pertugio per un buon assist. Eccolo là. E vai, un'altra palla persa. 3 palle perse in 2 quarti. Benissimo. Che nervi, fioi, che nervi. Oladipo. Comunque andare. Eccola là. Rimbalzo, meno male. Comunque fare solo livello star come livello minimo mi sembra un po' esagerato, però bravo Comendone, eccola qua. Dai, a questo punto andiamo a canestro, se gli assist sono così difficili, da morti. 3 palle perse, cazzo. 8. Eccola là, canestro facile, come bere un bicchiere d'acqua. C'è tornato Rose. Dobbiamo imparare un po' che il tiro da fuori, cazzo, perché non siamo messi bene. Vai Rose, ti prego, mettila. Rose!
triplone e assist come Diano. Così devo giocare, devo scaricarla esternamente, è troppo rischioso interno, insomma in area, nel pitturato, come dice Franco Lauro. Eccola là, chi canca, sta calmo. Vai Murphy, vai Mohamed, ti prego mettila sì, e vai Lunetta per il tiro libero supplementare. Finisce il primo tempo. Allora, United Center, Chicago 44, Orlando non lo so, io e la fretta che ho. 36 dai, vantaggio di 8. And one of the shores of Lake Michigan, the lights of the great city of Chicago as we return. Boozer has been great. He's got 11 points. Ancora in panca, 52-51, cazzo sta rimontando Orlando. Partita tiratissima allo United Center. Vai Gioacchino, sono qua. Gioacchino sono qua, la la la. Vai Boozer. Niente ragazzi, Boozer ce l'ha con me sto pelato di merda. Quando la passo io fa le cappelle. Dio Cristo. Dai, questa è l'ultima partita che registriamo della serie, delle 20 in poi. La prossima, la 30, la 31, no la 31, la 32 e la 33, scusate. Vai Rose. E dopo la perde, non ci credo. Certo che se perde palla anche Rose mi consolo, però perché ragazzi è uno dei migliori playmaker della Lega, forse il migliore. Ecco. Vai Deng, sono qua piccolo Deng. Bravo Cube. E ancora canestro, cazzo. Stoppata illegale. E vado già in panca. Ok, 56-55 Orlando. Siamo tutti là, cazzo, siamo là. Concentration e please. Concentration, please. Vai Lamb. Dai che la freghiamo. Oh, c'ho Oladipo. Oladipo è forte, Oh, c'ho Oladipo. Marcalo. Gioacchino per poco. Non può segnare lui. E invece segna anche lui. più due Orlando. No. Ah, ok, meno male. Mamma mia quanto ho rischiato quando sono cagato letteralmente nei pantaloni. Vai, tirala! Solo rete! 8 punti e 4 assist e vaffanculo. Perché stavo cominciando a ingranare, a capire i meccanismi di gioco di Chicago. Bravo, manco male. Linea della carità per Davis. Il primo va dentro. Secondo, anche il secondo. Vai Carretto Boozer. Vabbè, Boozer da fuori chiaramente l'ha infatti passaggio forzato. Vai, ragazzi, però se il Comenda gioca così sono cazzi per tutti, Quinto assist, grande come. Concentration massimale, ho bisogno della massimale come. No, era rubata, non ci... ma quanta sfiga ho però. E la mette dentro, ma che puttana de che ha detto male vacca, cioè. Che sfiga però. Bravo. Peccato. Prova in lunetta, dai Butler. Ok, primo dentro. Ora che partita con Orlando, ragazzi, che fatichiamo anche con le squadre meno forti, che hanno dei ranking più scarsi. Siamo in casa, non sono per niente soddisfatto, cazzo. Dobbiamo maturare, ragazzi,
Vucevic, questo è un bel numero. Qua ha fatto fuori Boozer. Boozer non mi sta piacendo il prossimo inizio di stagione. Vai Rose. Devi tu illuminare con la tua classe, la tua velocità pazzesca. Bravo Kume. E Boozer chiaramente non la mette mai con me, madonna. Madonna Carlos, ti spaccherei il gano, cazzo. Let's see what he does in this one. Okay, Doris, thanks for the report. Guys, do you think we'll see a better game here tonight? Clark, I'll start with you. I do, Kevin. I mean, I think he's got the mental fortitude, the mental fabric, if you will, to get right back on track. Come marcalo bene, marcalo bene. Don't want to let a game like that get you out of sync. In faccia, ragazzi. Buona difesa, ma mi ha fatto un canestro proprio in faccia. Ah, morti. Vai Rose. Ragazzi, Rose. No, non ci credo. Però cosa ha fatto Derrick Rose? Mamma mia. Che giocatore. Panca. Ultimo quarto. Più 4 Bulls. No, ho sbagliato. Sono un coglione. Vabbè, meno male canta lo stesso, ho sbagliato il tasto, sono un coglione. È ufficiale. La cosa è abbastanza ufficiale. Per loro anche loro la mettono sempre. No! Come ho fatto a perderla, non lo so, quarta palla persa, questa per me però è una statistica, questa è una statistica da migliorare, cazzo, sono ancora scarsissimo, sono nella gestione palla. Sono le prime cose da migliorare, gestione palla e non so, difesa della palla, che difesa sono proprio una roba scandalosa, ho dei parametri che in confronto a un giocatore di 3 anni è più forte. 8. Eccola là, Oladipo. Triplone. Entro io. Succede il finivo. Molto bene. Bravo Kume, questo deve essere Canè. Ma che puttana, ha detto male. Che sei proprio una vacca. Non qua, non penso facciano 1000 falli. Terzo fallo, secondo del periodo. Non innervosirti, come hai giocato benissimo fino adesso. Fallo ancora. 84-79, mancano 4 minuti. 3 falli in un minuto. Vabbè, sono ancora inesperto, ragazzi. Ho troppa voglia di fare belle cose. Passala. Meno male. Chiamata a passaggio sbagliata, ma non l'ho schiacciato apposta, cazzo, però. Brutto ultimo quarto, però è molto molto brutto. Ho sbagliato tanto e tantissimi falli. Va bene, questa è l'NBA, mancano ancora un triliardo di partite. Cerchiamo di vincere il triplone, timidi no. Bravo Boozer. Mettila. Cosa mi ha stoppato? Cosa mi ha stoppato, ragazzi? Va bene. Non mi esprimo. Sono troppo discontinuo. Ho fatto un periodo, il secondo periodo, il terzo, scusate, bellissimo. Il quarto invece è una cosa vomitatevole. Harris. Vai Boozer. Vai carretto Boozer. Questo è il numero, però questo deve entrare. Mamma, cosa ho fatto qua però. Grande Kume. Ho perso 4 palle, cazzo. 4 palle ho perso. Qua mi manda a vuoto. Devo migliorare tanto sulle palle perse. Harris. Bravissimi, mettiamola, mettiamola. Vai Deng, niente da fare. Più 7 Chicago, però 2 minuti e 24 teniamo botta, per favore. Triplone. Fuori, meno male. Vai che sono qua, vai che sono qua, vai che sono qua.
Vai Boozer. Bravo Kube, che lavoro! Che lavoro ragazzi nel traffico, mamma mia che comendone. 12 punti tutti in area, non mi fido ancora di tirare da fuori perché ho visto che faccio più cappelle che altro. È che come si è svegliato nel momento giusto. E che difendo veramente poco, fioi. Boozer. Bravo, Dio, dammi l'assist. Arriva anche l'assist. Siamo vicini alla doppia ma non gaffemo. Quindi se non facevo tutti sti falli nel quarto poteva essere la prima doppia in carriera. Sono coio. Ho giocato bene oggi a livello di statistiche. Non perderla. Vai come ragiona. Ma che azione ragazzi, che azioni che stiamo facendo adesso. Grande come, grande Boozer qua. 14 punti, il record per 18 del comendone, e 6 assist. Attenzione che qua il veneziano comincia a carburare, sono cazzi, Ricordo sempre che il livello All Star, lo dico con orgoglio perché ragazzi, prima esperienza soprattutto registrare con livello All Star sinceramente non è facile in questa modalità che l'NBA. Ciao ragazzi, come non sento neanche più a parlare, ma dicevo NBA 2K14 è veramente un gioco complicato, cioè molto difficile, molto più difficile di un FIFA o di un PES. Bravi, no ragazzi, abbiamo un bel vantaggio adesso. Negli ultimi 3 minuti aveva massacrati. No, che palla persa di merda. Che brutta palla persa, meno male che ormai è finita. Niente, nei rimbalzi però non siamo fenomeni, Dai che è fatta, grande vittoria, grandissimo, 97-80, prestazione sublime di Chicago Bulls, soprattutto del comendone. Fallo finale, tanto per gradire. Tanto per rimanere in media falle, che sono l'uomo più falloso dell'NBA, fiei. No, perché poi voglio provare una giocata per i 100. Mi piacerebbe andare sui 100 punti. Proviamoci. Niente, ci ho provato. Va bene, dai, 82 a 96. Buono ragazzi, in divisione siamo al secondo posto. Perfetto, la cosa è positiva, con 14 vittorie e 9 sconfitte. Bene, nella conference, vediamo la conference. Dai, siamo tra i primi 6. 1, 2, 3, 4, no, 1, 2, 3, 4, 5. Bene, siamo tra i primi 5, perfetto, molto molto bene. E i Miami chiaramente volano. Raga, un saluto dal comendone veneziano. Ciao! Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano.